Durante la pandemia i donatori di sangue e plasma hanno continuato a garantire in Veneto un livello essenziale di assistenza seguendo regole e protocolli. L'esito è che la donazione rimane una procedura sicura, evidenziano dall'Avis, e che non si hanno notizie di focolai tra donatori o gli operatori dei centri di raccolta. C'è però un po' di confusione in merito alle priorità vaccinali. I donatori di sangue erano stati inseriti tra le categorie che devono essere vaccinati con priorità. Successivamente invece il Ministero ha modificato e ha ovviamente inserito ai primi posti gli operatori sanitari, gli ospedali, RSA e le persone fragili. Credo che questa sia stata una cosa importante che però ha creato ovviamente delle perplessità e dei dubbi da parte sia delle strutture sanitarie che devono vaccinare, sia da parte dei donatori che devono ovviamente prima o poi essere vaccinati. Brunello ribadisce che per quanto sia un momento difficile, i donatori aspetteranno il loro turno. Siamo sempre per primi a dire che no, nessun privilegio vogliono i donatori di sangue e anzi faranno la loro parte e continueranno a raccogliere, ovviamente andare a donare sangue perché di questo c'è bisogno sempre anche durante le pandemie e soprattutto perché il sangue serve e la raccolta del sangue non ha creato alcun caso, se non proprio pochissimi sporadici casi in tutta Italia di contagiati dal Covid. Quindi la donazione è sicura, invitiamo sempre tutti ad andare a donare e quando sarà il nostro momento andremo a farci vaccinare. Quello che invece Avis regionale chiede ad alta voce è che possano essere vaccinati al più presto tutti i volontari addetti all'accoglienza dei donatori e all'attività di raccolta associativa.